Settima corsa, premio Don Gennaro, è una condizionata per 5-6 anni, sono in 9 al via. 1 Allur, Manuel Pistone, 2 Antares Leone, Tommaso Gambino, 3 Arco dei Febi, Cristian Fracassa, 4 Lina Zac, Marco Stefani, 5 Don Saxo, Janko Sagai, 6 Abramo Petra, Giorgio Cassani. In seconda fila 7 Zagor MTT, Francesco Pettinari, 8 Argo Spritz, Maurizio Cheli, 9 My Love Zen, Carmine Piscoglio. Vediamo problemi per Zagor MTT che si mette di galoppo e perde metri preziosi, anzi è praticamente fuori corsa. Stacco della macchina, l'errore di Abramo Petral, veloce Alina Zac che cerca di scavalcare Arco dei Febi, Abramo poi Petral, Don Saxo squalificato alla ricerca della corda con Alina Zac che passa al comando davanti Arco dei Febi, poi Don Saxo in terza posizione, rompe Arco dei Febi sulla curva, si rimette al volo, ma intanto Janko Sagai gli frega la posizione e quindi Cristian Fracassa rimane all'esterno da secondo alla corda. numero 1 Allur squalificato. Visto le evenienze prova ad andare dritto, ma Marco Stefani risponde picche, viene fuori un 32 per i primi 400 metri. Alina Zac al comando su Don Saxo, poi Arco dei Febi all'esterno, poi via via gli altri capeggiati da Antares Leone, intanto 600 in 44,7. Siamo al passaggio davanti alle tribune, sempre in vantaggio Marco Stefani con la figlia di Rotary OK che cerca di graduare, intanto Argo Spritz prende la schiena di Arco dei Febi, si prepara di fuori anche My Love Zen, 3 pariglie, giro in 1 minuto e 6 decimi, siamo sulla penultima curva con Alina Zac che cerca di graduare il più possibile, Don Saxo lì secondo alla corda a precedere Antares Leone. Intanto andiamo al chilometro, passati in 1.16.7 con 16.1 la curva, sempre Alina Zac in controllo e schiena indietro Marco Stefani, Don Saxo lì secondo alla corda, viene stappata Lina, ma Arco dei Febi intanto insiste al largo. Retta di là passata in 14,7, insiste Cristian Fracassa al largo con Arco dei Febi, a cui è venuta corsa dura, poteva essere seconda alla corda ma invece è di fuori scoperto, si muove dal fondo My Love Zen, trova l'anticipo di Argo Spritz, ancora tutto da giocare a 200 metri dalla conclusione, Don Saxo aspetta l'open stretch ma intanto Alina Zac allunga. Retta d'arrivo con Arco dei Febi ancora tonico all'esterno, al largo di tutti e My Love Zen, ultimi metri, Arco dei Febi se l'è guadagnata tutta su My Love Zen e il 5 di Don Saxo. Svolgimento particolare da parte di Arco dei Febi che era seconda alla corda, una rottura l'ha costretto ad andare all'esterno, l'ha dovuta fare tutta all'esterno scoperto e nonostante questo riesce a vincere, vittoria che mai fu più meritata. Intanto suona la sirena, non sappiamo il motivo, non credo sia stata la rottura di Arco dei Febi perché è stata veramente breve. Secondo posto comunque per My Love Zen davanti allo sloveno Don Saxo. Attenzione, la Argo giuria Spritz. prima di confermare l'ordine d'arrivo si riserva di visionare il filmato della corsa.